Anche oggi sono state diramate le ordinanze allerta meteo nei vari comuni della nostra provincia. A coordinare le operazioni di controllo e monitoraggio anche l'Ufficio della Protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento, che ha attivato sin dalle ore 6 di ieri mattina la sala operativa per la gestione di eventuali emergenze sul territorio agrigentino a causa delle cattive condizioni meteo, avendo il Dipartimento regionale della Protezione Civile emanato l'avviso di rischio meteo idrogeologico e idraulico con codice arancione, con precipitazioni temporalesche intense e persistenti su tutta la regione, con venti di burrasca dai quadranti sud-orientali e mareggiate anche violente. Il Libero Consorzio di Agrigento ha attivato anche tutte le associazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale della Protezione Civile, che hanno coadiuvato il personale dell'Ufficio della Protezione Civile nella gestione di eventuali segnalazioni di emergenze. In particolare è stato anche attivato il numero telefonico per le emergenze 333 6141 869 per le opportune segnalazioni. Stamani abbiamo fatto un bilancio dell'attività svolta con il geologo Marzio Tuttolomondo, responsabile dell'Ufficio Protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento. Abbiamo attivato la sala operativa in occasione dell'allerta arancione sul territorio della provincia di Agrigento. Abbiamo creato un numero verde, quindi dedicato proprio alle emergenze, dove i cittadini hanno chiamato e in effetti abbiamo dato delle risposte rispetto alla problematica che ha coinvolto la nostra provincia. Ecco, in particolare le chiamate da dove sono arrivate e quali sono state le emergenze segnalate? Abbiamo avuto un po' di problemi sulla SP17, sulla provinciale, e poi diciamo che la maggior parte delle chiamate sono state di cittadini che si devono spostare lungo la viabilità. Ecco, il vostro è un servizio, diciamo, quotidiano all'infuori dell'allerta meteo di oggi, c'è sempre, avete anche dei mezzi, ecco, ci parli un po' di come siete attrezzati tecnicamente. La nostra competenza è chiaramente all'interno della provincia, del territorio provinciale, però ci occupiamo principalmente sull'attività sulle strade provinciali di competenza del libero consorzio. Il vostro lavoro, diciamo, H24? L'abbiamo tenuta, la sala operativa si è aperta dalle 6 dell'11 e tuttora è ancora aperta, aspettiamo il bollettino di giorno di oggi pomeriggio per capire se dobbiamo continuare con l'apertura della sala operativa. Ecco, abbiamo visto che c'è un monitor dove segnala la perturbazione, quindi avete il modo anche di monitorare come va il maltempo, insomma. Sì, è chiaro che oltre alle segnalazioni, quindi seguiamo questo monitoraggio attraverso i vari siti che sono disponibili. Ecco, ricordiamo il numero verde magari a chi vuole qualche informazione? Sì, il numero verde è 333 614 1869. Fino ad ora la situazione è sotto controllo, speriamo che nel pomeriggio non ci siano dei problemi. Il vostro lavoro è stato fatto in collaborazione con alcune associazioni di volontariato, tra queste quali? Sì, abbiamo attivato quindi le associazioni della provincia e ci hanno dato una grande mano d'aiuto per la gestione di questa sala operativa, l'Emergenza Life di Porto Empedocle, GISA di Agrigento, Giubbe d'Italia di Santa Elisabetta e Grifoni di Favara. E in particolare il volontario Sicurello è stato con noi qua 2 giorni, che è qua con noi in sala operativa.